Un saluto a tutti i lettori di qdpnews.it, siamo qui quest'oggi nella redazione di Pieve di Soligo con Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralight di Conegliano, nonché presidente di Treviso Marathon, il comitato organizzatore della Maratona di Treviso. Presidente, quest'anno la Maratona di Treviso sarà centrata particolarmente su Conegliano, ce ne spiega il motivo? Sì, diciamo che è una novità fino a un certo punto, perché comunque chi si ricorderà il progetto Treviso Marathon è un progetto della provincia di Treviso, non della città di Treviso, quindi il fatto che non arrivi in città di Treviso per noi non è nulla di straordinario. C'è stato però un paio di cose che ci hanno fatto accelerare questo nuovo percorso. Una era la quasi certezza, e non so quando partiranno ancora i lavori, della ristrutturazione del Ponte dell'Apriolo che doveva essere imminente a fine inverno e inizio di primavera. Non sono ancora partiti i lavori, ma noi non potevamo permetterci di rischiare di rifare un percorso all'ultimo minuto se poi partivano i lavori. Il secondo fatto è che gli amministratori della città di Treviso ci hanno fatto capire che la maratona disturbava un po' troppo la cittadinanza di Treviso, troppe piazze chiuse e quant'altro. Quindi, ricordandoci che questo progetto comunque prevede di andare a toccare un po' tutta la provincia, abbiamo pensato di sperimentare questo Conegliano su Conegliano anche per un abbattimento di costi, perché questo significa non portare gli atleti avanti e indietro, non portare le loro sacche avanti e indietro, e quindi sicuramente c'è un abbattimento di costi. È un esperimento che sta avendo dei bei frutti, diciamo, lo vedremo meglio domenica, perché comunque è evidente che Conegliano è molto più piccolo di Treviso, però piccolo è anche bello perché l'atleta arrivando sia in treno che o in parcheggio con l'auto trova parcheggi lì tutto nell'arco di 500 metri a tutto, partenza, arrivo, servizi post gara, ritiro sacche pettorali, premiazioni e quant'altro, tutto nell'arco di 500 metri, mentre prima comunque doveva farsi i suoi 40-50 minuti da Treviso a Conegliano oppure da Conegliano a Treviso. È una piccola città, però dai grandi numeri saranno quasi 5.000 gli atleti che correranno il 6 marzo a Conegliano. Sì, ormai l'evento Treviso Marathon, perché dobbiamo vedere la Treviso Marathon come un evento sportivo, non solo la singola maratona. Per quanto riguarda la maratona, essendo ormai inseriti in un calendario internazionale la prima domenica di marzo, non è che possiamo fare miracoli nel senso di numeri, perché da noi è un po' difficile preparare una maratona a partire da dicembre, gennaio e febbraio per questioni climatiche, e quindi avendo inserito anche la mezza maratona proprio perché c'era stata richiesta per questo motivo, e poi con l'attività collaterale supereremo abbondantemente i 5.500 arrivi in viale Corso Vittorio Emanuele a Conegliano domenica prossima. Quindi per domenica 6 marzo qual è l'augurio? Beh, intanto speriamo che non piova, perché mi sembra che ultimamente i weekend sono abbastanza ricchi di pioggia. Le manifestazioni all'aperto purtroppo comportano anche questo. L'augurio è che tutti possano venire, non solo gli atleti a partecipare a correre, ma anche tanto pubblico. E auguro una bella giornata a tutti e posso anche approfittare di questa occasione che mi date per fare un grande ringraziamento a tutti i nostri volontari, che sono migliaia, che ci daranno una mano, e benvenuti a tutti quelli che potranno venire a Conegliano, e non solo a Conegliano ma lungo il percorso, ad incitare i maratoneti. Dalla redazione di qdpnews.it è tutto, un saluto a tutti i nostri lettori.